C'è chi li chiama insegnanti Covid e non certo perché abbiano contratto il virus. Sono quei documenti aggiuntivi rispetto all'organico tradizionale necessari per affrontare la ripresa delle lezioni in sicurezza, definito in queste ore il fabbisogno delle scuole del Veneto. L'ufficio scolastico regionale ha fatto una valutazione con i dirigenti scolastici, quindi con la scuola, e dato il distanziamento, dati gli spazi, come ho detto col manuale operativo, siamo riusciti a fare un monitoraggio molto puntuale e si attestano intorno ai diciamo 4.000, 3.900, 4.000 persone tra i docenti e più o meno 2.900-3.000 nel personale amministrativo. Una notizia attesa con ansia da dirigenti scolastici, insegnanti e sindacati. Nel senso che l'organizzazione della scuola e l'avvio dei corsi di recupero, delle lezioni, eccetera, molto dipende anche da quante persone in più potranno essere date alle scuole. Cioè noi abbiamo scuole comprensivi che stanno aspettando di sapere se possono sdoppiare alcune classi, scuola primaria, o se devono tenersi le classi di 25-26 alunni con tutte le conseguenze del caso. Ancora da capire con certezza quanti insegnanti rispetto al fabbisogno segnalato verranno poi effettivamente assegnati. Da indiscrezioni, perché appunto purtroppo il 29 di agosto ancora non abbiamo certezze, si dice che l'80% del fabbisogno richiesto in Italia sarà soddisfatto. C'è poi tutto un gravissimo problema che il sindacato conosce bene, che è quello delle assegnazioni. Io temo che ci troveremo ad avere personale assegnato a ottobre, a fine ottobre. Il problema, sottolineano i sindacati, è che ci sono ancora tanti posti vuoti anche relativamente ai docenti della normalità, a prescindere dal Covid, e le graduatorie rinnovate ad agosto non sono ancora pronte. La situazione è preoccupante su Treviso più che su altre province, perché noi abbiamo delle situazioni di scuole dove più del 50% dei docenti era supplente, diciamo, fino all'anno scorso.